combattenti in questo momento si stanno esibendo nella famosa Ram Muay, che è la nota danza rituale che precede sempre gli incontri della Thai Box. I combattenti portano anche una coroncina che è chiamata Mong Kon. Molto particolare questa danza rituale, molto famosa, particolare. Si dice anche che scacci cattivi pensieri e porti quelli buoni, porti fortuna al combattente. Molto particolare la coroncina, il Mong Kon. Marco Pau e Davide Pugioni hanno una simpatica danza. Marco Pau appartiene alla scuola Wachai Muay Thai di Sydney. Davide Pugioni invece appartiene al Fight Club di Sassari della Tarantini Muay Thai Boxing. Inizia il primo incontro della serata, Health on Fire. I pantaloncini neri Davide Pugioni della Fight Club Sassari e i pantaloncini bianchi Marco Pau della scuola Wachai Muay Thai di Sydney. Subito un circolare di Marco Pau, un low kick, un altro circolare di Pugioni. Incontro bello duro. Frontale di Marco Pau. Una bellissima proiezione. Un circolare mancato di giorno. Gomitate e ginocchiate, prosegue il clinch tra di loro. Le ginocchiate sono frequenti. Inizia il secondo round tra Marco Pau e Davide Pugioni. L'incontro sembra molto equilibrato in questo momento. Entrambi gli atleti si scambiano tecniche di braccia e di gambe. Bell'incontro. Ottimi atleti sicuramente. Un clinch tra i due combattenti. Cade Pugioni. Un frontale di Pau. Bella combinazione di Pau. Un altro clinch tra i due combattenti.
ginocchiate. Prosegue il clinch tra i due combattenti. È una fase dove gli atleti non stanno dando grande spettacolo, stanno scambiando in maniera Inizia il terzo round. Siamo sempre al primo incontro, quello tra Marco Pau e Davide Pugioni. I combattenti della Muay Thai sono chiamati Naksu, che vuol dire guerriero. Circolare di Pugioni, lo segue Pau, un altro circolare di Pau, clinch, una serie di pugni, un altro circolare allungato di Pugioni. gomitata e pericolosissima di Pugioni su Pau, una delle tecniche più pericolose della Muay Thai, il colpo di gomito veramente a segno. Speriamo che Pau non abbia conseguenze. L'arbitro separa i guerrieri. Naksu clinch, ginocchiate, a terra Pugioni. Sempre ginocchiate e anche gomitate. Cadono a terra entrambi. Serie di pugni, circolare. Inizia il quarto round del primo incontro tra Marco Pau e Davide Pugioni. Subito un clinch con ginocchiate. Questi incontri li vediamo molto uniti in clinch, l'arbitro si separa, l'incontro molto equilibrato. Di nuovo clinch. Sono spesso in clinch e cercano spesso anche la posizione. Gli atleti hanno la protezione dei gomiti per evitare un impatto troppo brusco quando si colpiscono con i gomiti. Marco Pau, quello con i pantaloncini bianchi, appartiene alla scuola Huachai Muay Thai di Sydney. Davide Pugioni con i pantaloncini neri appena caduto
appartiene invece al Fight Club Sassari della Tarantini Muay Thai Boxing. Siamo al quarto round. Inizia il quinto e ultimo round tra Marco Pau e Davide Pugioni. Attacca Pau. Sta dando tutto a se stesso, cerca di mettere fine all'incontro prima del gong. Vediamo se riescono a terminare l'incontro prima della fine. Dei circolari da parte di Pau. Un altro clinch. Ginocchiata di Pugioni. E l'arbitro separa i combattenti. Ecco che riprendono. Circolare di Pugioni. Bel gancio di Pau. Un altro clinch e un'altra volta l'arbitro separa Pau e Pugioni. Che dimostra aver avuto una preparazione, pur essendo al quinto round ancora si scambiano colpi forti. Complimenti, veramente dimostrano di essere ben allenati questi ragazzi. Siamo al quinto e ultimo round. Clinch, tenta la proiezione. Fino all'ultimo tentano di finire l'incontro prima termina l'incontro. Vedremo chi ha vinto. Bello vedere combattenti che si abbracciano, spirito sportivo. Hanno dato sicuramente il massimo, sono stati molto determinati fino all'ultimo, ottima preparazione. Ecco, adesso arriva il verdetto. Incontro qui alla serata Hearts on Fire.